Eccoci qua, mister. La partita è andata come è andata, insomma usciamo sconfitti, un risultato bugiardo, avevamo avuto le nostre occasioni, purtroppo non siamo riusciti a buttarla dentro, però dobbiamo essere comunque contenti lo stesso e ricordarci più il secondo posto in campionato che non questa sconfitta. Sì, è difficile adesso pensare a quanto di buono è stato fatto dopo questa sconfitta che non volevamo, però le partite secche hanno davvero una storia a sé e decidono tanto gli episodi, perché oggi, primo tempo, credo che meritavamo di andare in vantaggio assolutamente, abbiamo avuto 3 palle nitide da gol e lì devi concretizzare contro una squadra che non ti concede tanto. L'abbiamo visto anche in campionato che l'abbiamo sofferta, quindi abbiamo avuto 3 palle, una la dovevi mettere dentro e poi cambia anche mentalmente, tatticamente la partita. Poi nel secondo tempo i ritmi erano comunque bassi, c'era un caldo, insomma, il primo, ed è sempre fastidioso, e questa punizione ha sbloccato. È chiaro che ha caricato gli avversari, noi ci siamo un po' disuniti e poi in contropiede hanno fatto il secondo, mentre noi, insomma, tra virgolette, cercavamo il pareggio. Forse lì non siamo stati tanto lucidi, io compreso, quindi mi assumo la responsabilità, però va fatto un plauso ai ragazzi che hanno fatto una rimonta pazzesca. E quindi anche lì probabilmente dal punto di vista mentale sono state sprecate tante energie, però eravamo pronti, non ci sono alibi, è andata così, pazienza. Sì, siamo stati puniti da una punizione per fare un gioco di parole, però io non avrei niente da rimproverare ai ragazzi, come ha detto lei, ci ha messo il cuore in campo, le occasioni abbiamo avute, oggi il caldo si è fatto sentire anche sugli spalti, perciò immaginiamo la tensione, però io ripeto, vorrei più ricordare questo secondo posto, che non è comunque da poco, per creare le basi e la convinzione per la prossima stagione. Sì, certo, adesso c'è tanta amarezza, poi a bocce ferme vediamo un po', insomma, cosa decide di fare la società e quindi ragioneremo sul futuro. Comunque voglio ringraziare tutti per questa opportunità, la disponibilità dei ragazzi e la società che mi ha mi ha dato questa opportunità. Io credo davvero, comunque rimane, come dici tu, un bellissimo campionato, da qua bisognerebbe ripartire, poi i playoff sono bizzarri, la storia ce lo insegna, quindi non ci sono favoriti, decidono gli episodi e una punizione ha deciso questo playoff. Bene, grazie mister e ai tifosi diamo appuntamento alla prossima stagione. Sì, grazie mille a voi.